Oggi è un momento importante, Telefono Aiuto inaugura la sala polifunzionale. Ecco quanto è importante e quali saranno, diciamo, gli obblighi cui voi siete destinati a fare. Sì, questa sera inauguriamo la sala polifunzionale del centro antiviolenza, un'altra tappa importante per la nostra associazione perché da oggi avremo un altro punto di riferimento anche per le associazioni del territorio, perché la rete antiviolenza è anche questo, lavorare anche per il territorio, quindi la nostra sala di formazione sarà punto di riferimento per gli operatori del territorio che vorranno specializzarsi sempre più nella formazione contro la violenza, quindi gli esperti del telefono aiuto insieme con gli operatori e professionisti del territorio avranno quindi un altro punto insieme per poter condividere la formazione. Facciamo anche un appello a chi vuole denunciare, che è importante, no? Sì, è importante denunciare, ma anche semplicemente chiedere informazioni, quindi invito a chiamare il nostro centro, a formulare il nostro numero che è molto semplice, 0922 22 922, in maniera tale da poter avere delle informazioni da operatori esperti. Sì, l'obiettivo principale è quello di essere sempre vicino alla gente. Abbiamo questa possibilità adesso di una bella sala formazione con oltre 70 posti e una sala polifunzionale, quindi possiamo fare dall'attività culturale anche ricreative, diciamo così. E quindi l'obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla cultura della non violenza per sempre divulgare fin da piccoli che la violenza non è possibile, non è una cosa normale, e quindi di lanciare questo messaggio. È un'iniziativa importantissima e noi siamo molto vicini con le associazioni che fanno rete su un fenomeno quale quello della violenza di genere, che è purtroppo molto sentito a livello della collettività e anche a livello istituzionale, per il quale noi disponiamo una serie di strumenti atti a combatterlo. Facciamo rete con le associazioni perché ci aiutano a fare luce sul fenomeno e a togliere le vittime dai soprusi quotidiani a cui sono sottoposte.